Serie B-Win, tutti i colori della passione. Al Granillo Regina Torino il posticipo della 13ª giornata del campionato Serie B-Win. Padroni di casa che per la quinta vittoria consecutiva si affidano a Missiroli dietro Ragusa e Ceravolo. Nel Torino non c'è dall'inizio l'infortunato dell'ultimo minuto Bianchi. In attacco Stevanovic, Antenucci e De Bagua, arbitra Candussio di Cervignano. E dopo il minuto di silenzio per Giulio Campanati, ex presidente AIA, scomparso domenica scorsa, inizia la partita. È un brutto primo tempo, anche se il Torino parte fortissimo con una conclusione di sinistro di Antenucci. Para l'ungherese Kovacic, è l'unica vera grandissima occasione del Torino nel primo tempo. Al nono Bascia si coordina per il cross, sbuca Gbonna con il colpo di testa, palla ampiamente sul fondo. Sempre Toro con Stevanovic, il sinistro del serbo, che l'anno scorso ha giocato nella MLS con la maglia dei Toronto. A questo punto si sveglia la Regina nel minuto 27. Viola per Rizzo, si coordina con il destro, che non fa male a Coppola. Prende appunti Breda, la Regina allora prova a sfondare da sinistra con un tiro cross di Rizzato. Nessun problema per l'ex portiere di Siena, Napoli e Milan. Ancora Regina con il colpo di testa di Ceravolo, è l'unica occasione per l'attaccante cresciuto in casa. Nel finale di tempo ancora Regina, il cross di Rizzato, palla che viene messa fuori da Gbonna sul sinistro di D'Alessandro. Coppola para facilmente, si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa però la musica non cambia, la Regina alza il baricentro, ma è sempre Torino a fare la partita. La prima occasione è per i padroni di casa, Ragusa passa in mezzo a Glick ed Ambrosio e prova a rimettere il pallone in mezzo. Coppola salva con i piedi la risposta del Torino, un pallone largo per Zavagno, in mezzo per Ebagua che lavora benissimo di sponda. Vives in mezzo, Antenucci si gira ma non trova il secondo gol in campionato. Occasione migliore per l'ex attaccante di Catania ed Ascoli. La Regina entra Bonazzoli, si fa subito sentire e recupera il pallone Rizzato. Parata da Coppola. Ventura è un po' perplesso, non segnano gli attaccanti. Prova a pensarci Gbonna con il sinistro. La grande parata di Kovacic al minuto 78, l'occasione migliore per il Toro. Ventura allora decide di mettere in campo l'acciaccato Bianchi per l'ex varese Bagua. Di solito Bianchi è protagonista con un'invenzione da 30 metri, che però non scende abbastanza. 0-0 che non sarà il risultato finale, perché il Toro al minuto 84 passa. Zavagno, il cross sul secondo palo, sbuca d'Ambrosio e fa 1-0, primo gol in campionato. La gioia per D'Ambrosio, per i tifosi arrivati fino a Reggio Calabria. Bravo Zavagno, ma colpevole sul secondo palo Rizzato. Un po' nulla Kovacic, l'ultima emozione della Regina al 90esimo. Bonazzoli mette giù con il petto, tocca con la testa, sinistro a lato, finisce 1-0 Torino. Decide il match D'Ambrosio che regala la vetta della classifica a +4 sul Pescara.